noi l'accoglienza diffusa è alla base del lavoro che facciamo con le persone migranti, perché ci permette di valorizzare gli individui. Accoglienza diffusa vuol dire anche rendere il fenomeno, non solo il fenomeno, ma le persone maggiormente riconoscibili sui territori. Quindi se io, cittadino, mi relaziono con una persona, noi abbiamo visto miracoli veri e propri. Ci adattiamo a volte a utilizzare la parola integrazione, ma non è quella che preferiamo. E interazione molto di più. Interazione prevede uno scambio il più possibile alla pari, quindi io do una parte di me a te e viceversa. Questa è la casa d'accoglienza di Giaura al Montello, una casa storica della diocesi di Treviso, da noi gestita da più di 25 anni, nata per dare ospitalità di fatto a tutte le persone che avevano un lavoro, migranti, e che non avevano la possibilità di accedere alla casa, oltre adesso a diventare un punto di riferimento anche per la comunità territoriale. Una casa che, oltre ad essere di accoglienza, è una casa anche in cui convivere e costruire relazioni, insomma. Noi ci occupiamo della fase dell'accoglienza, quindi quando una persona è ospitata fisicamente all'interno di una nostra struttura. In questo tempo ci occupiamo dell'alfabetizzazione, ci occupiamo di ricostruire i curriculum professionali, di implementarli con la formazione professionale e di orientare le persone alla ricerca lavoro. Nell'accoglienza straordinaria, che è prima accoglienza, abbiamo sia l'accoglienza collettiva sia quella cosiddetta diffusa. Noi cerchiamo che le persone abbiano il più possibile relazioni significative con la comunità nella quale si trovano a vivere. Abbiamo una squadra di calcio, abbiamo dei laboratori di danza e musica africana e percussioni, e poi l'abbiniamo con un vasto numero di incontri territoriali. Cerchiamo in questo senso di incontrare molto i gruppi, le scuole, soprattutto i giovani, di cercare di confrontarci con loro rispetto a dei fenomeni che sono estremamente complessi, di far incrociare anche le persone che abbiamo in accoglienza, perché vedere e conoscere le loro storie è il sistema migliore per comprendere che cosa sta avvenendo nel mondo, e pensiamo che questo lavoro molto capillare, anche molto faticoso, sia un buon investimento per il futuro. Purtroppo attualmente l'unico canale regolare è quello dell'ingresso per richiesta di asilo, e noi lo vediamo come un grosso limite, e non può essere l'unico modo per raggiungere un paese diverso dal proprio, perché questo poi crea situazioni di precarietà, di attese estenuanti. La precarietà di vita non porta vantaggi a nessuno, né al migrante né all'italiano. Il suggerimento che do è: proviamo a conoscerci, a conoscere reciprocamente, e forse potremo avere delle belle sorprese. Siamo in un momento in cui soprattutto chi opera con le persone migranti è in forte crisi dal punto di vista etico, valoriale. Quello che ci dà speranza e ci fa credere che ci possa essere anche un presente, un futuro diverso, è vedere come molte persone italiane attendono solamente di ricevere da noi, da chi lavora nel campo, un messaggio di disponibilità a fare delle cose assieme. Essere associati alla Coop, soprattutto in questi mesi, per noi ha voluto dire non sentirci soli nell'intendere soprattutto lo stare nell'ambito dell'accoglienza. La posizione che la Coop nazionale sociale ha preso sul non siamo né ristoratori né albergatori, per noi è stata una gran pacca sulla spalla, del tipo: stiamo facendo un percorso assieme. Alla centrale cooperativa chiediamo soprattutto di intensificare la propria capacità di speculazione e analisi di ciò che sta avvenendo e di aiutare le cooperative a disegnare gli scenari futuri. Quello che ci piacerebbe in Lega Coop è provare a costruire qualcosa assieme di più tra cooperative, fondamentalmente provare a cercare qualche legame in più, qualche ragionamento sul senso e su delle progettualità nuove assieme.